Gli ospedali veneti, in prima linea da settimane nella guerra contro il coronavirus, vanno verso un allentamento. Lo annuncia il presidente della regione Luca Zaia, che sottolinea come sia necessario avviare un piano per allentare la tensione sulle strutture sanitarie venete. Riconfermiamo che si va avanti verso un piano di allentamento, non di apertura totale, ma di allentamento. Sto parlando degli ospedali, ragazzi, perché quelli competono a noi. E adesso vedremo alla volta di dopo Pasqua di capire un po' i dati e capire cosa si potrà fare. Le terapie intensive non si toccano, ecco perché. Vi dico già che noi non disarmeremo le terapie intensive. Cioè ormai noi dobbiamo programmare, come lo faremo, lo faranno anche i cittadini nelle proprie case, no? Chi è che non avrà nella sua vita poi sempre nella credenza di casa, nell'armadio o nello stipetto del bagno un pacchetto di mascherine? Andrà a finire così. È inevitabile che noi che dobbiamo occuparci della sanità pubblica non possiamo pensare di smantellare 825 terapie intensive, metterle su un camion e mandarle sul magazzino, magari che mangiare il pantegane, cioè non esiste. Il piano riguarda molti ospedali del Veneto, compreso quello di Sant'Orso. Terapie intensive e semi-intensive smantelleremo il minimo necessario per dare funzionalità all'attività ordinaria degli ospedali. Però insomma abbiate pazienza rispetto a ospedali dei quali si parla, che sono Dolo, Schiavonia, Sant'Orso, Vittorio Veneto, da dopo ovviamente, e anche gli altri ovviamente, Villafranca, quello che è, dopo la pausa pasquale cominceremo a dare le prime indicazioni. E fra le comunicazioni di Zaia c'è anche spazio per Helios Onlus, che sta raccogliendo fondi per donare al nostro ospedale apparecchiature all'avanguardia. La fondazione Onlus Helios di Bassano, anche qui è un gruppo di imprenditori, ha versato in attrezzature 334.000 euro, sarebbero esattamente 333.944, 334.000 euro.